È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. E ora passiamo al sodo. Il Napoli sta attraversando un momento decisivo nella lotta per lo scudetto. Ma i tifosi iniziano già a sognare il futuro della squadra e la prossima stagione. In previsione di un mercato estivo movimentato, sui social media circolano già i nomi dei possibili rinforzi, alimentando dibattiti e teorie sulla squadra ideale di Antonio Conte. Alcuni tifosi sognano un tridente impossibile, che prevede il ritorno di Victor Osimhen, affiancato da Ademola Lookman e David Neres, con Matteo Politano come opzione per la formazione di Conte. Altri, più realisti, prospettano una squadra competitiva per la Champions League, puntando su rinforzi come Victor Gyökeres davanti, Scott McTominay a centrocampo e Alessandro Buongiorno in difesa. Il punto interrogativo rimane sull'attacco: Lukaku rimarrà il fulcro offensivo? O il Napoli cercherà una nuova stella per guidare l'attacco in Europa? Anche la permanenza di giocatori come Raspadori e Simeone divide le opinioni, mentre difensori come Comuzzo e Juan Jesus sono indicati come fondamentali per mantenere la solidità difensiva. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi del Napoli. Chi sarebbe il difensore centrale ideale per il Napoli nella prossima stagione? Pensate che il club possa mettere insieme una squadra forte per competere in Champions League? Lasciate un commento qui sotto e partecipate alla discussione.